Torna a salire il totale dei positivi in regione per il terzo giorno consecutivo. Sono 26.802, 487 in più rispetto al bollettino precedente. Ieri erano aumentati di quasi 200, lunedì di 23. Dati da monitorare e interpretare, perché se crescono i veneti in isolamento scende la pressione sugli ospedali. Sono 2 in meno i ricoverati nei reparti ordinari, con 484 pazienti, 2 in meno anche in terapia intensiva, con 24 persone assistite. Uno sguardo sul medio periodo lo lancia Giuseppe Dalben, direttore generale Ospedale Università di Padova. Stiamo registrando un lievissimo aumento delle positività, è un dato che abbiamo registrato da alcuni giorni e che dobbiamo valutare se si stabilizzerà in un certo senso piuttosto che su un altro. Le previsioni comunque che abbiamo a livello regionale sono per una discesa lenta ma graduale della presenza del virus durante questi mesi. A livello internazionale aumentano i contagi in diversi paesi, a partire dal Portogallo, dove si sta diffondendo la sottovariante BA5 di Omicron, che sembra essere più trasmissibile. Il virus circola nelle nostre comunità, quindi dobbiamo aspettarci che anche questo tipo di varianti o di sottovarianti arrivino qui da noi. Per adesso il nostro laboratorio, che sequenzia ogni giorno le migliaia di tamponi che ci arrivano, non ha evidenziato questo tipo di sottovarianti. In regione al momento resta prevalente la variante attuale, la cosiddetta Omicron 2.